Allora, ritorniamo un attimo al discorso. Dall'indagine, io parto sempre dalle indagini che ho visto che ne ho Sì, beh, tirate fuori anche certo. abbastanza, della regione, della regione del Veneto per quel che riguarda il turismo. L'assessore Finozzi ha fatto delle considerazioni e ha sostenuto che serve una politica, vera politica turistica nazionale che non si fa restaurando carrozzoni ma cambiando la politica fiscale ed eliminando la burocrazia in modo da aumentare la concorrenzialità e la redditualità delle nostre imprese. E dopo, vabbè, Bacalla. questo è via via dicendo, poi comunque cerca di motivare il calo che c'è stato, è dovuto a minori investimenti e poi al regime fiscale che non ha uguali al mondo. Quindi questa è la risposta della politica a cui diceva il Presidente. Vedo che c'è Anthony che sta No, ansimando. vabbè, la dico con Che- una battuta, nel senso che forse la politica dovrebbe fare un atto di umiltà e fidarsi un po' della progettualità del mondo economico, che è sempre disponibile a metterla a disposizione, scusatemi il gioco di Ma parole. perché non c'è questo incontro? Come mai possibile? Allora, dove c'è è uno schifo, c'è corruzione, quello che accennava prima il Presidente, perché dove la politica si incrocia con il mondo produttivo, soprattutto con un certo mondo produttivo, Ma ma dove invece ma si non è tratta di questo, trovare qui delle... si tratta veramente di fare, di mettersi in ascolto e confrontare Voi avete progetti, chiamato un tavolo d'ascolto business per... plan, questo bisogna fare, non è che ci sia... No, no, assolutamente. Ma voi l'avete invocato questo business Guardi, plan? Cioè... questo è un problema non solo veneto, è italiano. No, no, perché infatti stiamo parlando di una La regione... politica ha messo, e mette tuttora di meno, risorse economiche nel sistema del turismo. Ma è il modo in cui le mette che non va bene. Perché non Dov'è sceglie il... mai, non sceglie mai. Li butta nel mercato senza finalizzarli. Per cui Cioè, cosa vuol dire? vuol Li dire che buttano, spieghi all'operatore sono turistico o rarissimi i commerciale che... casi in cui diciamo, ecco, i soldi vengono messi per una promozione Generico, ma... autogenerata, cioè è la regione in prima persona o lo Stato, attraverso l'Enit, che investe in campagne Quindi pubblicitarie. l'Enit serve. Sì, dovrebbe funzionare molto meglio. Quello che fa non va molto bene, perché se abbiamo perso competitività sul mercato Vuol dire in termini di qualcosa. promozione, ecco, bisogna un po' girare il mondo e vedere che immagine dà dell'Italia l'Enit, e purtroppo non sempre è riuscita a farlo bene. A livello regionale si fa altrettanto e una parte delle risorse vanno al mercato, alle imprese. Ecco, lì purtroppo non vanno per fare una cosa piuttosto che un'altra, non vanno per obiettivi precisi, non si creano le condizioni per lo sviluppo, si buttano in pasto agli operatori che allora devono esercitarsi nel competere ad approvvigionarsi di finanziamenti pubblici anziché migliorare nell'approccio sul mercato. Questa è una brutta medicina usata per un finto senso della politica che porta a quell'aberrazione a cui faceva riferimento prima il Presidente. Deve scegliere, la politica deve scegliere e creare le condizioni perché le imprese abbiano successo, punto, risolvendo i problemi dei trasporti pubblici, dell'accessibilità, perché fanno pena. Basta, viaggi in treno, ti trovi bene, ma guarda che è Eurostar e basta, cioè Sì. Frecciarossa, Sì. Frecciabianca, poi non esiste più Non nulla. esiste Basta altro. arrivare a Mestre e per andare a Trieste è finito. Certo. Devi prendere la tradotta perché così vai col carro bestiame. Farista. Questo è il nostro paese. Come? Farista, No, è una cosa... oltre cortina. Ecco. Ora, ma senza fare polemiche, senza criticare, senza fare riferimenti purtroppo a scandali che ci sono anche qui stati in questo ultimo tempo, ma proprio è un errato approccio della politica al mondo dell'economia. Si privilegiano le condensazioni di occupazione, che poi si devono salvare ad ogni costo, Certo. e ci si dimentica che oltre il 50% del volume d'affari generato nel Veneto viene distribuito ai dipendenti sotto forma di stipendi e quindi sotto forma di ricchezza della popolazione. Ecco, questo perché lo si dimentica? Forse devono andare a scuola, forse devono sentirci di più. Ecco, ci sono periodi, fino a 7-8 anni fa la politica credeva nella concertazione e quindi si confrontava con i cosiddetti corpi intermedi, sindacati, associazioni di categoria. Sì. Da qualche anno lo fa con meno entusiasmo, ma lo fa perché ha la coda di paglia o perché non trova risposta nelle categorie. Un po' l'uno e un po' l'altro. Cioè, Bisogna cambiare marcia perché altrimenti, È quello che si- altrimenti il paese non crescerà più. Lo fa Quello che direttamente si- con le imprese.
Esatto. con alcune imprese, O lo fa, quelle più disponibili. Ma è bravo, e qua ci ritroviamo, torniamo al discorso di prima, perché alla fine, siccome tutti continuano a solleticarci con queste cose qui e ce ne rendiamo conto che qualcosa non quadra. Allora, grandi centri commerciali per riallacciarsi al settore Sì. turismo, grandi operatori turistici esteri, Sì. facciamo certi nomi, grandi sistemi. Grandi manovre che sono state fatte dai governi precedenti, anche precedenti, le missioni di Monti, no, all'estero, a invocare le grandi partnership o entrate di capitali stranieri, che io continuo a dire, questi capitali stranieri benedetti che arrivano, fanno quello che devono fare e poi se ne tornano indietro lasciando per strada un sacco di persone, cioè assorbono anche know-how e poi lasciano per strada. E poi vediamo che con questi grandi sistemi non hanno fatto e non fanno la ricchezza del nostro paese, sia perché si possono creare grandi situazioni di corruzione molto più facili, proprio perché sono concentrati in questi monopoli dove gli accordi avvengono a certi livelli, e sia perché poi il nostro è un paese, turismo e commercio fatto di piccoli, che dir se ne voglia, ed è stata la ricchezza e il fatto che ci ha tenuto in piedi, anche nonostante il disastro che è accaduto negli Stati Uniti. E allora, mai possibile che questo concetto semplicissimo, che i nostri telespettatori, che molti lavorano in questi piccoli ambiti, lo sanno benissimo, i cittadini lo sanno, eppure ci scontriamo con un sistema che è sordo perché forse a questo punto ha degli interessi che No, ci impedisce. sottovaluta. Lei ha detto bene, ha fatto riferimento alla piccola impresa, Presidente. Ecco, uno si chiede, ma il futuro nelle mani di chi è? Di chi è, della esatto. grande o della piccola impresa? Cioè vogliono portare i grandi capitali. Tenga qui. conto che in Confcommercio ci sono i piccoli, i medi e i grandi, Sì, c'è sì, tutta, sì, è una no, ma delle infatti poche organizzazioni io mi rivolgo a in voi cui c'è perché tutto. Ma la avete piccola e dei- media impresa ha in mano il futuro, per Certo. almeno 3 motivi. Eh, Primo, se ha la consapevolezza di far parte non di essere forte perché è piccola, ma di essere forte perché fa parte di un sistema più grande. E da che cosa è composto questo sistema? Prima di tutto dalle relazioni che tesse la piccola impresa, perché sono relazioni quotidiane con il cliente, relazioni quotidiane col mondo della fornitura, più di uno, Certo. relazioni con la società, sono diciamo veramente inserite in un tessuto sociale che è vivo, anche quello italiano, non tra è l'altro di assolutamente fornitori morto. che possono essere anche piccoli, tra l'altro, a loro Esatto. volta, quindi non necessariamente... Esatto. In secondo luogo è anche inserita nel tessuto spesso costretta della pubblica amministrazione, perché per ogni cosa deve relazionarsi con la pubblica amministrazione, quindi con il pubblico, con i funzionari, con l'apparato della burocrazia, con le esperienze, quindi acquisisce conoscenza nel mondo dell'esperienza importante. E terzo aspetto, una cosa che ci dimentichiamo sempre, le relazioni familiari. Il piccolo imprenditore ha relazione ovviamente con se stesso e la sua famiglia, ma anche con i dipendenti e le famiglie dei dipendenti. Questo è un valore sociale grandissimo, è veramente uno strumento di socializzazione, di crescita che la politica per troppi anni ha trascurato, credo a suo danno, perché se siamo arrivati a questo punto è perché la politica anche ha perso probabilmente contatto con la realtà, che dialogando con la piccola impresa avrebbe sempre presente il contatto con la realtà, perché la piccola impresa è la società, è la realtà, è la gente che vive nelle nostre città. C'è una cosa che mi piace aggiungere proprio a seguito di quello che ha detto Sommariva, è che la piccola e media impresa, soprattutto quella dei settori che qui rappresentiamo, svolge un ruolo sociale all'interno della città e lo sviluppo del futuro sarà lo sviluppo delle città, cioè lo sviluppo economico non potrà che avvenire nelle città. E che città vogliamo? E che città vogliamo? Qual è il sogno che diamo alle piccole imprese? Un sogno che devono sapersi ritagliare, ma per avere un ruolo, una funzione da riconoscere e che venga riconosciuta e apprezzata dagli altri, perché questo è il tema. Ecco, allora è la funzione sociale. Io credo che sia sicuramente interessante andare in un ipermercato, per l'amor di Dio. Ci andiamo tutti a fare la spesa col carrello, che c'è un assortimento enorme, c'è anche la musichetta, c'è un servizio, però il rapporto con il mercatino ambulante, con il venditore di pesce o di frutta, o con l'esperto gastronomico, o quello che ti vende la bottiglia di vino, che ti racconta, ti dà quel valore di racconto. Ecco, diciamo, sono tutte emozioni e sensazioni che il sistema di Confcommercio, nella sua complessità e articolazione, riesce a garantire alla popolazione.
Assolutamente, no, torniamo anche su questi discorsi, poi vediamo parlare di burocrazia che avevo accennato all'inizio, poi abbiamo dei dati anche interessanti, se non sbaglio, con il vice direttore Antonic, perché è strettamente correlato, cioè il piccolo può crescere se gli si dà respiro per poter crescere, e anche l'aspetto dell'energia, l'aspetto energetico era stato accennato Sì. anche dal presidente Sangalli, se non erro. Pubblicità, Sì. pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.